Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco, siamo in sesta posizione in griglia, molto bene, settimo Alonso, quindi sempre vicini. Questa è la strategia di gara, si parte col sole, poi nuvoloso, con sole e nuvoloso. Non è prevista pioggia, speriamo bene. Andiamo subito ragazzi, spero di finire almeno la gara, stavolta siamo qualificati bene, quindi almeno a punti voglio andare. Ma che se non è una gara famosa. Dai ragazzi, vediamo se riusciamo a fare l'impresa. A Monaco ritirati l'anno scorso. Ottima partenza per il Cume. Pensavo un po' meglio sinceramente. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta ragazzi, meno male. Volevo evitare incidenti alla Santa Revota, alla San Devo. E adesso inizia la battaglia. 39 giri da paura ragazzi. ...39 giri dove il rischio di incidente è devastante. Bandiera gialla subito. Però non è successo nulla. Attento Cume, dobbiamo stare molto attenti, perché i primi giri sono i peggiori. Abbiamo davanti Kimi Raikkonen, dai Cume. Mamma mia, il minimo errore sei fuori, cazzo. No! Calma, come calma. Il primo giro sta andando, Fioi 6 place. Verstappen in prima posizione. La Santa Revota, curva pericolosissima. Miscela standard. Cioè è andata bene ragazzi, è andata molto molto bene. Tanti già i box, quindi vuol dire tanti contatti. È impossibile sorpassare qua ragazzi, è impossibile. Sesti siamo partiti, sesti siamo rimasti. L'importante è non rompere lettoni, robe, quello è l'importante Cume. Dai vecchio mio. Un safety car è molto probabile che se l'anno scorso non c'è stata, anche se io mi sono ritirato presto, quindi dopo le due vittorie, abbiamo già 2 vittorie in 5 gare abbiamo, ma quella in Spagna sta clamorosa con una strategia sublime. Giro record di Rosberg. Ragazzi, di tutto il valzer di pit stop siamo quarti, ma siamo in difficoltà clamorosa. Adesso voglio tenere ancora, voglio stare ancora un po' fuori, che sono le gomme finite. Ma la vedo molto molto dura oggi fare i punti, Ci vuole qualche colpo di scena che però non arriva, incredibilmente a Monaco non arriva. La prossima è una delle Mercedes. Devo andare pianissimo adesso. 51%, il lettone leggermente andato, ma di pochissimo. Ci vuole una safety car che non arriva. Alcune informazioni su Bottas, è di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Non arriva. Mamma mia. La tua è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. No, non la devo riparare, tanto non mi dà problemi finché solo quella parte là. Sto facendo una fatica ragazzi immensa, fanculo anche Monte Carlo. Questo gioco è impossibile. Non può sopportare altri danni del genere.
Io non vado ai box. Cioè non la sistemo la. Adesso è dura, Fioi. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Cercano di ritardare il più possibile, ma tanto qua Massa ha superato Alonso. Questa sarà una gara molto molto difficile, quasi impossibile. Lentissima, mamma mia. Non la tengo più, non la tengo più, Fioi. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Ecco, Vuoi attenerti al piano stabilito? Vuoi provare a cambiare? molto bene. Frena. Devo andare, devo anche cambiarla. Devo mettere sì. Devo cambiare anche l'alettone, quindi. Capito, d'accordo. Mamma mia, come siamo messi male, Fioi. Comunque non vado ai box, aspetto ancora. Me ne fotto e aspetto. Deve arrivare una safety car, è la mia speranza, raga. È la mia speranzona. Rosberg è al primo posto. Grande Nicolino. Non ritardo il più possibile e fanculo. È l'unica cosa che posso fare. C'è bandiera gialla. Potrei mettere anche le soft. E cercare di finire la gara. Proviamo, dai. Proviamo. Io non la tengo più, chiaramente. Tra l'alettone e le gomme. Mamma mia. Ce la faccio più, Fioi. Vado non a questo, al prossimo giro vado ai box. Prossimo giro ai box. La finestra del pit stop è aperta. E vediamo se mettendo le soft magari riesco a tenere tutta la gara e tentare un qualcosa di impossibile, però vabbè. Io ci provo. Mamma mia che dura. Ormai la monoposto è andata. Perderò all'incirca 15 secondi in più per cambiare l'alettone. Sarò molto molto indietro, ragazzi, nelle ultimissime posizioni. Gomme super morbide sulla vettura davanti a te. La vettura davanti monta gomme super morbide. Ok, vabbè. Non mi interessa molto. C'è un trenino dietro di me, spaventoso. Non la tengo veramente più. Davanti ai box. E vediamo se la strategia si rivela buona per la lunga distanza. Mamma mia. Ok. Tante scuderie si stanno preparando intanto. Vai. Muovetevi. Non dare gas. Ok. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Devo finire la gara, ok. E adesso vediamo, 14esimi come pronosticato. La finestra là.
Ci devo sperare in una safety car, in qualcosa, in qualche incidente, in qualche ritiro. Se no sono cazzi, fioi. Qualcosa deve succedere. Ok, non ho più finestre. Se devo stare attento. Recupero qualcosa con i pit, vediamo. Ok, il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Bravo Kume. Devo superare assolutamente la Renault, se no sono cazzi. Se no perdo un sacco di secondi. Pioggia leggera tra 10 minuti. Pazzesco. Non era previsto ma sta arrivando. E pioggia a Monte Carlo vuol dire auguri a tutti. Pioggia leggera tra 10 minuti. Mamma mia, sta facendo una fatica, ragazzi, in sta cazzo di gara a Monte Carlo. Siamo fuori dalla zona punti per il momento. Mamma mia che dura. Si sta annuvolando, signori. Le nuvole erano previste, la pioggia no. Questo è Monte Carlo, signori. Questa è Monte Carlo, la gara più difficile probabilmente del mondiale. Dove i muretti sono a 1 millimetro. Non riusciamo a trovare il bandolo della matassa. Non abbiamo un buon ritmo. Ho fatto una buona qualifica, ma si sa, la qualifica... Mamma mia. Mi è andata veramente di culo, qua. Faccio fatica con le soft comunque, Che ci arriva la pioggia è clamoroso, Non so come gestire la pioggia a Monte Carlo. Però con la pioggia è anche vero che nelle strategie posso fare la differenza, ragazzi. Qua c'è il trenino, c'è un trenino, ragazzi, qua. Posso arrivare anch'io. Posso arrivare anch'io, ragazzi. Giro record di Hamilton, 1.17.07 il piccolo Gigi Hamilton. Cazzo, che occasione che ho. Sono rientrato anch'io. C'è qualcuno che rallenta, vuol dire. Il distacco dalla vettura davanti è 2,0 secondi. Perché in certe curve purtroppo perdo tanto. Nessun ritiro comunque è pazzesco, Si ritirano dappertutto tranne che a Monte Carlo. Le nuvole stanno arrivando minacciose, cariche di qualcosa. Guarda che trenino. Attento, mamma mia. Dai, comandino, dai. Devi spingere come un porco, dai, cazzo.
Molto bene. Ci stiamo avvicinando a questo trenino osceno che non so chi è veramente a fare da tappo, non capisco. Di benzina ne ho tanta, quindi negli ultimi giri vado di miscela grassa, adesso aspetto chiaramente. Molto bene però, molto bene. Ci sono anch'io signori, ci sono anch'io. E questo è molto importante. Mamma mia, siamo tutti qua, siamo tutti qua adesso. Bisogna capire come sorpassare però. Sarà una gara super avvincente adesso. Sarà la gara, The Gare in inglese puro. Dai, guarda che siamo anche il primo, cioè nel senso il primo non siamo neanche così lontani dal primo teoricamente, eh. Oh, ah, presa malissimo questa. Inizia a piovere ragazzi, inizia a piovere a Monte Carlo e il ritirato Jolyon Palmer. Abbiamo perso tanto però purtroppo perché ho le gomme che sono finite, anche le soft. Non avevo capito a sto punto. Vediamo se vogliamo mettere le intermedie. Ho proprio problemi. Ho sbagliato, le devo mettere le super soft. Cambiava niente. Vabbè, è andata così ragazzi. Non possiamo sempre azzeccare il tutto. È arrivata una pioggia leggera, vediamo se serviranno le intermedie. La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Ok. Madonna. Oh, non la tengo più, Scelta di merda, ragazzi, io rischio l'intermedia adesso. No, aspetta, calma. Io rischio l'intermedia. Me la dà anche lui. Me la dà anche lui probabilmente. No, ultra soft. Ma stai scherzando? Ok. Non mi interessa, devo andare. Attenzione, stanno preparando l'intermedia anche altri. Qualcuno invece con le... capisce più niente, ragazzi. Un po' di tempo ci hanno messo. No, dai. Buono. Ha fatto bene a metterle subito. Metto miscela grassa e vediamo. Adesso sarà durissima però. Mamma se sarà dura. Perez ha le soft, errore di Perez. E adesso vediamo se con questa strategia sfrutto la possibilità. L'ho vista giusta anche stavolta. Sarebbe perfetta una safety car adesso, sarebbe perfetta. Speriamo che davanti stiano dopo lenti.
speriamo, eccoci qua. Perez valentissimo. Perez valentissimo, ciao Perez. Però tutti gli altri sono già andati ai box, allora niente. Rimaniamo undicesimi. Vettura che ti precede è 12,5 secondi. Purtroppo rimaniamo undicesimi. Sono stati veloci anche gli altri. Mamma mia. Peccato. Mamma mia. Proviamo a stare con la grassa e vediamo, ma la vedo comunque dura. Con la pioggia di solito è un buon ritmo, ma siamo lontani lontani. Neanche a punti non vado, fanculo. Sempre undicesimi siamo. 3 laps remaining in inglese puro. È stata una gara purtroppo nata non male, perché eravamo addirittura sesti, dopo anche quarti, ma poi è andata male male male. Vabbè, dopo 2 vittorie in 5 gare ci sta. Solo che non avevamo mezze misure, o fuori dei punti o vinciamo per adesso, in questa una stagione stranissima. Tanto anche sai. Sufficienza per altri 5 giri. Va bene. Dobbiamo vedere ormai di finire sta gara maledetta che niente. In 2 anni a Monaco un ritiro e un 11° posto per adesso. No good. Cio laps remaining, almeno cerchiamo di finirla. Abbiamo Sainz e una Ferrari, penso che la difetta è delusione. Delusione Ferrari. Delusione Ferrari. Hai urtato l'ala anteriore. Il danno non sembra grave, ma Ah sì, può peggiorare la situazione. sono neanche accorto, bene. Mamma mia che fatica. Con la pioggia è ancora più dura qua, eh. Ultimo giro. Dai, un ritiro alla fine, no? Un po' di culo, niente. Sei all'ultimo giro. Non arriva il... Vince Rosberg, mamma mia, con un giro di vantaggio quasi. Vince il campione del mondo in carica, Nicolino Rosberg. L'egemonia Mercedes non vuole finire, eh. In questa seconda stagione ancora Mercedes protagonista. Mamma mia, oh madonna. Proprio non l'ho più tenuta, eh. Finiamo anche con il lettone distrutto, molto bene.
Un bel modo di finire. A sufficienza per altri 3 giri. E finiamo sta cazzo di gara. Ah, la Mercedes. Mamma mia, Hamilton indietrissimo. Ah no, forse Rosberg però quello. Che ha vinto. E finisce qua questa gara molto amara. Molto sotto le aspettative della scuderia, ma pazienza, va bene così. 39esimo giro completato, 11esimo posto. Peccato. Posso dire di essere felice di questo risultato, ma so che hai fatto del tuo meglio. Andrà meglio la prossima volta. Gran bella prova Finisce della qua. Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Luca, Eccolo qual qua, è stato Rosberg. il segreto di questa vittoria? Credo che sia stato. Dopo una gara del genere sono stanco io. Non oso immaginare loro. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. Eccolo qua, È una complimenti a grande Rosberg. soddisfazione vederli raggiungere il podio. Guarda che bello. E si festeggia. E ora diamo La classifica Rosberg, doppietta Mercedes, Ricciardo terzo. La classifica piloti, forte di un risultato straordinario. Passando al pilota del giorno. Luca Siamo Filippi, terzi. chi sceglieresti? Mamma mia, Hamilton, Rosberg. Effettuato una splendida rimonta. Costruttori siamo secondi. Raga, sotto il comandante veneziano, gara un po' amara. Ciao!